Ciao a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale dall'Otto Idea. Siamo all'inizio di gennaio e oggi vi faccio vedere come io vado a seminare la noce. Sto facendo un video per seminare la noce, il nocciolo e il mandorlo, diciamo, per non fare un video per ogni noce, diciamo. Va. Faccio un unico video, tanto il procedimento è lo stesso. Allora, questi sono noci di qua, della Sicilia, diciamo, che ho recuperato da alcune persone che hanno piante di noci e di nocciolo. I noccioli li ho presi di un amico mio che abita a Milo, diciamo, a Milo. C'ha dei terreni a Milo delle nocciole, diciamo, c'ha un noccioleto, diciamo, va. E le mandorle le ho prese sempre di una persona che abita qui vicino, che ha mandorle che sono antiche, diciamo, e la noce altrettanto, sempre ricavati sotto i piedi dell'Etna, diciamo, va, perché questi qua nascono sotto i piedi dell'Etna, la noce, il nocciolo e il mandorlo. Insomma, una certa attitudine. Allora, io le semino così, senza anticipare i germogli, senza tutta questa premura. Come dico sempre nei miei video, non c'è tutta questa premura. Io sono contro tutte queste cose, di seminarle quando la natura dice che deve germogliare, germoglia. Alcuni la fanno che rompono un pochettino il guscio, la mettono in acqua, la fanno stare 2 giorni e poi la mettono a dimora, perché per farla nascere prima, che senso ha? Non ha nessun senso. Però io, come la sto andando a seminare naturale, come si trova ora, che poi vedremo poi all'inizio della primavera, forse anche prima, che germogliano. Alla speranza che queste noci sono buone, giusto? Sempre sono buone. Allora, io per ora le vado a seminare in questi vasi, che sono dei vasi da 10,5. Non è importante qualsiasi vaso, io tanto poi quando sarà il momento che cresce uno la deve rinvasare di un vaso più grande, però io lo sto andando a rinvasare in questi vasi, così vi faccio vedere tutto il procedimento quando la pianta cresce. Allora, ora andiamo a mettere qui la terra, andiamo a pressare un pochettino, sempre terra comune da giardino, non c'è bisogno di mettericcio, le cose, non niente, io utilizzo sempre terra da giardino, terra della mia provenienza. Andiamo a pressare così, spero che si vede bene il video. Ripeto, ognuno lo può seminare come vuole, però io sono sempre sulla natura. Allora, andiamo a fare così. Allora, ora sono 8 vasetti. Ho avvicinato un pochettino la videocamera così vedete le noci senza romperle, senza niente. Come ho detto poco fa il discorso, io le vado a seminare naturale, tanto crescono lo stesso. Inutile che andiamo a seminare, insomma, non prendiamo il discorso come poco fa. Come ho detto poco fa, naturale, così come si trova la noce, andiamo a mettere con la punta sempre un pochettino così, andiamo a coprire un pochettino, a lasciarla un pochettino di fuori, così. Andiamo a buttare un altro poco di terra e poi con l'acqua un pochettino si pressa la terra, no? Così, poco poco, come se fosse in natura che è caduta questa noce, in natura. Facciamo finta che in natura è caduta questa noce e poi ci sono cadute le foglie, così, mettiamo in caso, queste sono le foglie che ci cadono, le foglie della noce o quelle che sia vicino del castagno, così, anzi io le lascio stare così, come se fosse in natura. Prendiamo un'altra noce, la andiamo a mettere così, ne faccio 2 per ogni vasetto, andiamo a seminare sempre con la punta un pochettino sotto e lasciala stare così. Sempre prendiamo delle foglie e le mettiamo così, come se fosse sempre in natura. Il nocciolo lo stesso, con la punta un pochettino così, non tanto in profondo, così,
guardate che si vede anche il nocciolo, vedete? Sempre prendiamo un pochettino di foglia e ce lo mettiamo come se fosse in natura, così, in natura. Prendiamo un altro nocciolo e andiamo a seminare, così. Ora prendiamo la noce, il mandorlo, lo mettiamo sempre con la punta così, così. Un altro mandorlo, così. Ne metto di più mandorlo perché poi i palassi che mi servono per gli innesti, che il mandorlo è buono per innestare, diciamo, cocco, poi il pesco, insomma è come pote innesto, diciamo, è un buon pote innesto, diciamo. Va bene, allora ho seminato mandorlo cosa, poi ovviamente dei germogli che nascono, si vede quali sono. Le foglie così, come se fosse così in natura. Ora andiamo a buttare un pochettino di acqua, questi per ora ce lo togliamo, ho fatto vedere come se fosse così, come se fosse in natura la pianta, poi ce le mettiamo di sopra. Va bene, allora queste qua ora le ho seminate. Ora io vi faccio vedere, la lasciamo così. Andiamo a buttare un pochettino di acqua, non c'è bisogno che andiamo a mettere in profondità, che noi stiamo facendo questo procedimento come se fosse in natura. La natura non è che dici cade una noce, arriva l'albero e la mette sotto terra, la mette cade in superficie, no? Andiamo a buttare queste qua, così, le foglie. Facciamo finta sempre, ripeto, come se fosse in natura. Cadono le foglie. Ora lasciamolo stare così, a cielo aperto, come si trova in natura. Come si trova in natura. Ovviamente se non piove da molto tempo andiamo a buttare un pochettino di acqua, però visto che siccome sono nei vasi, in natura non c'è di bisogno perché il terreno è sempre più umido, diciamo. Però visto che sono nei vasi noi ci dobbiamo dare una mano, diciamo. Va bene, ora noi la lasciamo stare così. Io penso che in primavera, forse anche prima, se piove, quello che sia, neve, in natura così, può cadere la neve, la dobbiamo lasciare a cielo aperto finché quando germogliano, e poi le giornate vanno a allungarsi, fa più caldo, così la pianta si fa l'apparato radicale, diciamo, che poi noi la facciamo crescere qua e poi in autunno la trapiantiamo di un passo più grande, ovviamente, o se no direttamente a dimora. Ripeto, il caso della noce o del nocciolo, li fanno, ovviamente certo non li fanno come la pianta madre, però sono commestibili, sono buone da mangiare. Poi se uno non ci piace li puoi anche innestare. Riguardo del mandorlo non si sa come nasce, sicuramente sarà una mandorla amara, questo è sempre da scoprire. Può darsi che nasce una mandorla dolce o piccolina, ma dolce. Ad ogni modo voi la fate crescere, ovviamente ci vogliono diversi anni, però se non vi piacciono le potete sempre innestare in secondo tempo. Se vi piacciono le lasciate stare e le fate crescere in natura, diciamo, che è le vostre orte. D'altronde è gratis, avete fatto una cosa gratis anche per la natura, che avete preso un seme e l'avete piantato e è nata questa pianta, perché se non è per voi questa pianta, se uno se la mangiava non c'era niente, però grazie a voi avete seminato, nasce. Va bene, qua ci sono i semi della noce, del nocciolo e del mandorlo che ho seminato, li sto lasciando a cielo aperto, così come si trova a cielo aperto, finché in primavera quando germogliano, come ho detto poco fa. Io le vado a seminare così, poi ognuno le può fare come vuole, anticipare o non anticipare. Io non la ritengo una cosa giusta a farle diciamo, germogliare quando la temperatura non è quella del mandorlo, diciamo, quando deve sfociare, che contro la natura, secondo me. Poi ognuno può fare quello che vuole.
così ha tutto il tempo dell'estate, la primavera, estate, autunno, di farsi la radice, di crescere e di recuperare tutte le energie per affrontare l'inverno. Così uno può decidere di metterla a dimora, o se no la fa crescere, la mettiamo di un passo più grande, la lasciamo stare, se non c'è un posto, se non la mettiamo a dimora, e niente, e così nasce la pianta. Ora noi aspettiamo, che poi concludo qui, aspettiamo quando cresce. In primavera penso che dovesse crescere, la lasciamo così a cielo aperto, così. Ci vediamo fra 2 mesi, 2 mesi e mezzo, 2 mesi, vediamo. Allora, un altro aggiornamento, così concludo il video. Siamo all'inizio di maggio del 2021, ho aspettato tutto questo tempo in modo che le piantine che ho seminato, i semi del nocciolo, della noce e del mandorlo che ho seminato, vi faccio vedere i risultati. Ho aspettato tutto questo tempo, questi sono nati all'inizio, diciamo, della primavera, la metà all'inizio di marzo, diciamo. Già piano piano già la noce si vedeva il germoglio che si stava aprendo per uscire il germoglio, diciamo. E niente, state vedendo qua si è aperta il mandorlo, questo è il mandorlo, vedete? Si è aperto così e è uscita la pianta. Ho aspettato, ripeto, tutto questo tempo perché aspettavo che germinava anche il nocciolo, purtroppo non è andato a buon fine, ne avevo seminato 2, non è andato a buon fine, non ce l'ha fatta, ma non ci fa niente. La noce ha preso, solo che poi a un certo punto è morta, non lo so il motivo, è morta. Sto vedendo qua, questo qua è il germoglio che è seccato della noce, questa è la noce, è morto il germoglio, e ancora era verde, era buono, sto vedendo, non ce l'ha fatta, non ci fa niente. Tanto perché una pianta già di noce ce l'ho, perciò io volevo fare vedere che germinando. Che modo? Io perché ne ho messe solamente 2, una non lo so, è scomparsa, forse se l'ha mangiata qualche uccello, se l'ha presa, non si sa, perché a volte trovo anche delle noci nel terreno nascoste, forse li mettono gli uccelli, le nascondono, in modo che trovano, diciamo, per mangiare, diciamo, in inverno, quando scarseggia il cibo, diciamo. Va bene, questo è il mandorlo che ho seminato, ne ho seminato anche di più, e come potete vedere hanno preso tutti quelli che ho seminato, tutti erano 4, li ho seminati. Vedete, questo è il mandorlo, solo il mandorlo ha preso, e questo qua. Questa è un'ottima pianta, diciamo, selvatica, ottima per innestare, che so, la maggior parte dei frutti, diciamo, le cose, le drupacee, diciamo, quelle che hanno il nocciolo, diciamo, tipo, che so, il pesco, l'albicocco, il noce pesco, non sono tutti fattibili, diciamo, affini, diciamo, però la maggior parte si possono innestare nel mandorlo selvatico, perché la pianta di mandorlo è una pianta robusta e dura, perciò come portainnesto è ottimo per innestare queste piante, diciamo. Va bene, allora queste per ora io le faccio crescere così, e poi in inverno, quando cadono le foglie, la pianta va a riposo vegetativo, deciderò qualcuna la metto a dimora nel terreno, che poi la andrò a innestare di una varietà, che so, di albicocco, un albicocco bello, o se no di una noce pesca o di un pesco bello, insomma. Questo poi vediamo le mazze che posso recuperare e lo vado a innestare, e gli altri le faccio crescere, tanto perché mandorle non è che fa mandorle buone, fa mandorle amare. Può darsi che fa qualche mandorlo piccolina ma dolce, non si sa, questo è sempre da sperimentare. Va bene, io concludo il video, ripeto, e spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, più presto vi risponderò. E niente, vi lascio con questa panoramica di questa pianta di mandorlo nato da seme.
Un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Idea. Ciao, al prossimo video. Ciao.